la porta rimane aperta. Si chiama il 118 in posizione di sicurezza e la sicurezza in questo caso è al di fuori della sede stradale. In questo caso la strada è a doppio senso, quindi in posizione di sicurezza è da questo lato, guardando ancora il pericolo che può venire dall'altro, da questo senso di marcia. A questo punto viene chiamato il 118. Quando si scende il 118 interviene e fa le manovre di emergenza, ed ancora il 118 per protocollo provinciale va a chiamare le forze di polizia, quindi viene allertato il personale della polizia, dei carabinieri e il personale dei vigili del fuoco. L'ordine di arrivo sul posto non è mai codificato, nel senso che può succedere, come in questo caso, che il primo soccorritore sia il SUEM, e allora c'è un ulteriore problema per le forze di polizia, la necessità di metterli in sicurezza, di bonificare come polizia il teatro del sinistro, ma può succedere anche che la polizia intervenga prima. Comandante, prenda un attimo fiato, perché voglio trasferire la parola a coloro che hanno provocato